Continua la mobilitazione dei sindaci e dell'ANCI sulla chiusura di una ventina di filiali del Banco di Sardegna, annunciata alcune settimane fa dal gruppo BPER. Stamattina a Tramazza si è tenuta una riunione per mettere a punto le iniziative da portare avanti per impedire l'ennesima ammazzata per i piccoli comuni che si vedono ancora una volta privati di servizi essenziali. Un nuovo capitolo di una tendenza ormai consolidata da anni, quella di privare i piccoli centri, specie quelli dell'interno, di uffici pubblici e privati, che va a favorire il fenomeno dello spopolamento. Sulla questione si è espresso anche il Consiglio regionale, che ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che sollecita la Giunta regionale a supportare le legittime richieste dei comuni contro la chiusura delle filiali del Banco di Sardegna. Allora, la notizia della chiusura degli sportelli da parte del Banco di Sardegna è stata per noi sindaci una notizia calata con un fulmine al ciel sereno. Ci ha rattristato molto perché la politica dovrebbe intervenire affinché si evitino queste cose. Si enunciano infatti solitamente solamente la valorizzazione dei piccoli centri, ma poi di fatto le grandi realtà e i servizi primari vengono sistematicamente abbandonati nei piccoli centri della Sardegna. Bisogna invertire la rotta e come sindaci stiamo cercando di coinvolgere le istituzioni politiche che purtroppo fino ad oggi sono rimaste silenti da questo punto di vista affinché facciano uno scatto di orgoglio affinché i piccoli centri vengano effettivamente valorizzati non con semplici enunciazioni ma con fatti sistematici.